È una notizia rassicurante e riguarda soprattutto i pazienti a bassa intensità assistenziale, cioè quelli che non necessitano ovviamente di terapia semi-intensiva o di intensiva. La cura del Covid all'interno di uno dei reparti più delicati, quello geriatrico, è anche la dimostrazione che la malattia tende sempre più ad essere affrontata come una patologia curabile. Stiamo assistendo nell'ospedale, nell'azienda ospedaliera di Padova, sostanzialmente a due tipologie di persone malate. Da una parte giovani, in gran parte non vaccinati, tra cui il tema delle gravidanze, dall'altra i grandi anziani, età media 88 anni, che accanto al Covid hanno anche altre patologie. Per cui ecco il pensiero di voler organizzare per loro delle aree dedicate all'interno del reparto di geriatria o dei reparti di geriatria. Nelle ultime settimane, infatti, la geriatria all'ospedale Sant'Antonio ha ricoverato e curato alcuni pazienti anziani affetti da Covid, senza cioè ricoverarli in terapia semi-intensiva o intensiva. Il nostro contributo è quello di dare una mano e accogliere i pazienti anziani meno complessi in futuro per poter dare una risposta come geriatri, che poi è il nostro mestiere, su questi anziani molto fragili e molto complessi.